Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, sono incazzato nero. Pole position buttata via per un mio errore in velocità. Sovrappensiero ho cambiato un componente alla power unit. E sono ultimo, anzi in realtà uno, cioè nel senso ho cambiato tutti il... praticamente cioè credendo alla mia testa di essere ancora prima delle qualifiche, ho messo tutti i componenti nuovi, da primo sono ultimo. Ora lasciamo perdere che è meglio perché sono furioso. Sono furioso. Buttata via una pole, così, che bello, che bello, che bello. Proprio buttare via un tutorial su come buttare via le pole. E così raga, quindi una pole position veramente lanciata dalla finestra, peccato, seconda pole in carriera, siamo ultimi. Vabbè, recupereremo in gara, incazzato, iperdeluso perché da fare una pole position a ultimi per un mio errore così è veramente clamoroso. Mai successo in tanti anni. Ma porco Diaz, ma cosa vuoi? Ma vai a fare in culo, va, figlio di Troia. No, sono furioso ragazzi, sono furioso. Guarda, guarda come sto rischiando già il tutto per tutto. Bene. 17esimo, recuperiamo qualcosa, ma... Da una pole fare questo è veramente vergognoso. Ed è colpa mia. Cosa cazzo cambi? Ma è bello che pensavo di averlo già fatto, cioè di non essere ancora di essere prima della qualifica, l'avevo appena fatta, cioè scandaloso raga, c'è una roba che inaccettabile. No. Niente errori su errori, non ci sono ovviamente. Ovviamente non ci siamo proprio. Devo già mettere miscela magra, la macchina già consuma, ma proprio... Va bene. Va bene, ora sto zitto che è meglio. Oggi partono veramente bestemmie vere. Vergognoso tutto ciò, vergognoso, perché dammi la possibilità un attimo di... Ho sbagliato, ok, fammi tornare indietro e rimetto a posto, no. Salvataggi automatici, tutto così e ciao. Una leggerezza mi costa una pole position, va bene, va bene. Grazie. Mamma mia, una rabbia, raga, che non avete neanche idea. Ma non me ne frega niente. Ma vai a fare in culo. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Incazzato nero veneziano. In una gara dove potevamo fare grandi cose, vincere la seconda gara della carriera. E invece no. Perché il Kuma deve cambiare i pezzi credendo di essere ancora in prova fine delle prove libere. La macchina va lentissima intanto. Dai, per piacere veneziano, date una svegliata. Safety car in Safety pista. car. Entrata la safety car. Raggiungi il gruppo, ma ricorda che devi mantenere positivo il tempo delta. Vado anche ai box Ok, tanto. rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando Ci troppo provo, veloce. tanto niente da perdere. Rallenta. E vaffanculo, vaffanculo. Riprendere la lotta.
E adesso vediamo cosa combino. Bandiera verde, siamo di nuovo in gara. Che bella. Quindi il distacco dal tuo compagno avanti a te è 6. Ma stai zitto, guarda, oggi me ne sbatto di tutto e tutti, guarda. Sarà anche colpa mia l'errore, ma non lo accetto. Devi darmi la possibilità di tornare indietro e non cambiare le gomme. E non cambiare i pezzi. Se proprio l'ho fatto con leggerezza, per carità. Che pole buttata, Dio Cristo. Sono passato in safety car così. È entrata subito e ho detto vabbè, proviamoci. Non ho niente da perdere. Ma vedo anche la differenza di gomme. Io ho la macchina che è forte assolutamente, è la quarta forza del mondiale. Però devo perdere il meno possibile qua e poi fare uno stint lunghissimo andando oltre le mie possibilità e cercare di metterle soft a fine gara. Più facile a dirsi che a farsi, però ci proviamo. Tanto qualcuno va ai box già. Qualche pazzo oserei dire. Previsione del tempo. Il radar mostra sereno, le condizioni meteorologiche per adesso sono buone. Sereno è una parola grossa, però se rimane nuvoloso, dai. Non ci sono errori del meteo. Nonostante la gomma inferiore, stiamo comunque guidando bene, dai. Peccato che potevamo tranquillamente no, però potevamo vincere sta gara. Podio secco al 100%, salvo ritiri, cagate. Ma la vittoria era veramente alla nostra portata. E invece no. La batteria è carica, usa il pulsante. Devo fare la stronzata della vita. Adesso c'è Russell. C'è Kurt Russell da superare. O Russell Crowe, lascio sempre la scelta. Bellissimo sorpasso. I commissari hanno dato l'ok per il DRS. Almeno ci stiamo divertendo a fare sorpassi, l'unica cosa positiva di un errore che rimarrà nella storia purtroppo. Ma la vittoria in Canada è solo rimandata. Altro sorpasso e siamo con le medie. Mamma che cume, mamma che cume. Questa dimostrazione che potevamo vincere, ma vabbè. Ormai è andata. Ormai è andata. Il cume sta macinando. Ma cosa fai, Giovinazzi? Ma sei una merda, ma stai in silenzio. Stai al tuo posto, bravo a cuccia, dai. Come leggermente nervoso oggi. Mick già ai box, boh. È rientrato ai box. Mick ai box. Stavo con la safety car, magari di vedere delle soste leggermente ritardate, invece niente. Qua abbiamo Gasly, un deficiente insieme a Latifi che mi frenano, benissimo. Proprio le cose belle della vita. Mamma mia che rischio. Macchina perfetta. Dai, dai Giovinazzi, non piccoglioni anche adesso, dai. Che in confronto Fisichella e Trulli erano fenomeni, che tutto dire. Rabbia pura per il talentissimo. Ce lo ciucciamo Gasly adesso. È ovvio, è palese, è categorico.
Mamma mia, qua abbiamo rischiato anche la penalità. C'è andata di culo, c'è andata veramente di lusso. Stiamo spingendo al massimo ovviamente nella speranza di fare un miracolo. Hai conquistato la quinta posizione. Il distacco Se vogliamo vincere dobbiamo mettere le soft nell'ultimo stint. 3,9 secondi. Cioè se vogliamo vincere, se vogliamo fare un bel risultato comunque. Qua c'è passo, qua c'è la possibilità di fare la grande gara. Potevamo vincere, sto bestemmiando, voi non immaginate dentro di me quante ne sto tirando giù, ragazzi, ve lo giuro. È veramente scontata la cosa. Adesso vediamo contro Gigi. La vettura dietro di te è rientrata per montare gomme. Mi fa piacere. La vettura dietro di te monta gomme. Valtteri Ivox. Vabbè, rettilineo siamo sempre forti. Questo è poco ma sicuro. Ok. E siamo dove dovevamo essere, siamo in prima posizione. Ritirato, giusto così, vaffanculo. No parola. Ritiro inaccettabile, è arrivato. Non stavo neanche, era il momento proprio dove mi stavo concentrando per mantenere la prima posizione. E va bene. Una prestazione davvero magnifica. L'intero team è al settimo cielo. Beh, ragazzi, ci vediamo per la familiarizzazione del circuito. Sono nero. Qua. Weekend perfetto per Veneziano. Allora, ricapitoliamo. Pole position grandiosa. Sbaglio, cambiare i pezzi. Ultimo in classifica. Sono primo. Con una bella rimonta per la safety car. Ho possibilità di recuperare, anche forse finire in una zona punto importante. Vado a sbattere contro il muro. Weekend perfetto in casa Kume. Ok, adesso abbiamo sto invitational, una gara di Paul Ricard. Che bello, me la godo Paul Ricard. È meravigliosa Paul Ricard. Bella sta Williams. Livrea meravigliosa che ci ricorda il 1° maggio 94, anche queste cose del 97. Però nel 94 non è stata una bella cosa purtroppo. Abbiamo 9 secondi da recuperare in 3 giri. Boh, ce la faremo, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Per come vado giù non posso mettere almeno nei primi giri Michela o Besotta, Me la sogno la Michela o Besotta. E via, qua già si taglia, perfetto. Tutto meraviglioso. Ah, ma di sto passo è impossibile recuperarli tutti, Io sto guardando il primo ovviamente, 8 secondi e qualcosa. Giro fastest di Moreno, fastest di Moreno. Prova l'esternazzo, che sorpasso, almeno ci divertiamo così. Però 7 secondi in 2 giri, la vedo impresa ardua per Veneziano. Non stiamo neanche guidando proprio malissimo, però sembra non bastare. Rischiamo di fallire anche questa, veramente nel... Che bello! E spingi il catorcione infernale. No, lungo me ne fotto però. Lungo ma me ne fotto sinceramente. Ok.
se mi tocca fare sti robe invitational sul video per sopperire a quello che è successo. Un terzo di tiro stagionale pesantissimo, perché in una gara così favorevole sbagliare così, cioè, ho sbagliato fuori dalla pista, in pista, tutto ho sbagliato, l'ho sbagliato. Bel record come, bravo. Abbiamo Michela Grassa nell'ultimo giro, 3 secondi e 6 da recuperare in un laps. Boh. Il problema è che c'è Coppens davanti, uno dei piloti più forti del pianeta, Coppens. Grande Kume che supera Coppens. Ammazziamo Coppens, povero Coppens. E mo vediamo se è fattibile prendere Byron Moreno. 2 secondi e 2. Ti prego veneziano, fai l'impresa disperata. Cerca di vincere almeno questo. Un secondo abbiamo, ma ci sono poche curve per superarlo, eh? Ai ai ai, rischiamo di non farcela. Ecco Byron. O adesso, mai più. No, vabbè, no. Figurati se... Ecco. Capito tutto, ma... Cornuto e mazziato no, però... Almeno qua, cazzo. Mamma mia. Almeno in questi eventi, insomma, dai. Oh! Ho vinto e... Che bello. Lasciate almeno una soddisfazione qua. Ti dico, a volte ci può essere magari la tentazione di dire una gara come il Canada e che cazzo, la ripeto quantomeno. Non faccio chiaramente i flashback che sono vergognosi, Formula 1 assolutamente no, però quantomeno me la riprendo. No, è così, ho sbagliato tutto ed è giusto pagare, però perdere potenzialmente almeno 18 punti, mettiamo caso che Hamilton comunque riuscisse, cioè Hamilton se vuole poteva superarmi in pista anche se partivo dalla pole, però secondo me è secondo o terzo, quindi ho perso minimo 15 punti. Capite bene che l'incazzatura è tanta, perché non puoi fare queste figure di merda. Vorrei capire una cosa però, quanto costa adesso il nostro mic? 5 milioni vale di mercato. 5 milioni di ingaggio è fortissimo, cioè lo sto, però devo stare attento però, qua non ci sono più soldi, Ok ragazzi, ci vediamo a Paul Ricard. Raga, ho salutato il comandone veneziano. Ciao!